Radio Magica presenta Un cimitero diviso a metà. Una storia di Maria Elena Porzio dedicata al cimitero di Merna, sul quale passava il confine tra Italia e Jugoslavia. 1947. La guerra era finita da 2 anni, ma c'era ancora molto da fare. Bisognava ritrovare un equilibrio tra i popoli, a ricostruire quel che le bombe avevano distrutto e soprattutto ridisegnare i confini della nuova Europa. Un giorno i rappresentanti dei paesi vincitori presero in mano le carte geografiche, studiarono, misurarono, discussero e infine, con squadra e compasso, tracciarono una linea e dissero: «Dunque siamo d'accordo. Di qua è Italia, di là Jugoslavia». Andarono poi a Parigi e firmarono il trattato. Qualche tempo dopo, ai soldati dell'esercito americano venne ordinato di segnare il nuovo confine. I sergenti Jack e Bob ebbero l'incarico di andare a Gorizia. Una volta in città, i 2 giovani iniziarono prima segnando il terreno con polvere di gesso e poi srotolando metri e metri di filo spinato lungo tutta la linea segnata dalle mappe. Lavorarono per giorni tra case e terreni, fino a quando giunsero nel paesino di Merna e precisamente davanti al piccolo cimitero. Fermi davanti all'ingresso, Jack guardò le carte, le girò sottosopra, si tolse il cappello e disse: «Accidenti! E ora come si fa?» «Che succede?» disse Bob avvicinandosi al compagno. «Succede che qui il confine passa in mezzo al Camposanto». I 2 si accorsero che la linea sulla mappa divideva a metà non solo il cimitero, ma anche i suoi morti, passando irrispettosa sopra alcune tombe. «Come si fa?» disse Bob sottovoce, indicando una lapide. «Questa poveretta si ritroverà con la testa in Italia e i piedi in Jugoslavia». «Gli ordini sono chiari, cippi e filo spinato anche qui. Spero che prima o poi qualcuno si renda conto di questa assurdità», disse Bob. «La guerra è finita, ma certe sue conseguenze dureranno ancora a lungo». Alla fine del lavoro i 2 soldati se ne andarono e dopo qualche mese tornarono a casa, negli Stati Uniti. Passarono gli anni e un giorno, nel 1991, Bob sentì bussare alla porta di casa. Era Jack, il compagno col quale aveva combattuto in Italia. La guerra li aveva fatti conoscere ed erano rimasti amici. «Guarda, leggi qui», disse Jack mostrandogli un ritaglio di giornale. La notizia diceva che la Jugoslavia non esisteva più. Al suo posto erano nati diversi stati, tra i quali la Slovenia, al confine con l'Italia. «Te lo ricordi quel cimitero a Merna, quello dove tanti anni fa abbiamo steso il filo spinato?» «Sì, il cimitero diviso a metà», disse Bob. «Nell'articolo dicono che nel 1974 hanno rimosso il filo spinato e poi hanno corretto il confine, lasciando tutto il cimitero in Jugoslavia. Il mondo, alla fine, ha cominciato a cambiare». «Già, potrebbe essere l'occasione per fare un viaggetto nella vecchia Europa, che dici? Potremmo visitare Gorizia e anche Nova Gorica». «Perché no, amico mio? Ma sulla prima tappa non si discute. Sarà il cimitero di Merna».